Alpini in azione in questo fine settimana a Vittorio Veneto. 3 giorni di esercitazioni di protezione civile che coinvolgeranno 10 comuni del mandamento vittoriese. È uno degli eventi in preparazione della sfilata triveneta delle Penne Nere che Vittorio Veneto ospiterà dal 15 al 17 giugno. Arriveranno 1 migliaio di volontari della protezione civile del terzo raggruppamento, ovvero del Triveneto. Opereranno su 24 cantieri, mettendo in attività tutte le varie specializzazioni, che sono molte, e quindi creando anche ciò che poi resterà come opera definitiva, oltre all'esercitazione, anche qualcosa di utile, di concreto per le comunità in cui noi viviamo, operiamo, nello spirito con il quale appunto ci proponiamo. Da venerdì mattina al via quindi la Triveneta del Centenario con operazioni di ogni tipo a dimostrazione di come gli alpini si preparino sempre ad ogni evenienza. Salvamento fluviale, cinofili, antincendio boschivo, alpinistica, idrogeologico, TLC e droni. Da Miane a Cordignano, passando da Tarso e Colle Umberto, 3 giorni di interventi a difesa delle comunità, con 24 cantieri dove gli alpini, come sempre, lasceranno il segno, pulendo gli alvei dei fiumi, mettendo in sicurezza rampe e costoni, ma anche formando gli uomini e le donne di domani. Ci saranno circa 300 alunni che parteciperanno all'attività dei volontari su 3 cantieri legati alla formazione e addestramento.